Buonasera amici di Funner e benvenuti qui al campo C10 dove Stoners e Taverna dei 40 si apprestano a dare il via a questa prima giornata della nuova stagione della Serie A2. Sono Grisani, palla già battuta, Stoners in avanti, prima incursione del match, l'apertura sulla fascia destra, il tiro di prima intenzione e al termine di una bella azione corale arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa al quinto minuto di gioco, 1-0 il risultato. Palle in mezzo. L'anticipo della Stoners che può ripartire in contropiede, il pallone ancora sulla destra, il sinistro fuori di non nulla, che occasione per Franze. Tiro sta lasciando molti spazi in difesa alla Taverna dei 40 che adesso però ritrova subito il pareggio con un grandissimo gol, un controllo e tiro dalla parte l'altra del campo. La Taverna dei 40 ribalta l'azione e trova il gol del 1-1. Noni si gira, una finta, poi l'appoggio vicino da Mezzetti che si accentra, può liberare il destro, lo fa ora Mezzetti, la respinta del portiere avversario, il pallone per Merlonghi, può caricare il destro al numero 9, lo fa ora e Merlonghi trova l'angolo giusto per spezzare il portiere avversario e portare la propria squadra in vantaggio. 12esimo minuto, 2-1 per la Taverna dei 40 che rimonta lo svantaggio iniziale. De Rossi, Merlonghi adesso bene di prima, la giocata di De Rossi che va via da un uomo, ancora il numero 6, ne salta un altro, il tiro respinto, poi ancora Leo, che occasione per la Taverna dei 40. Scoglierà probabilmente il pallone in mezzo con il destro, così è, la sfera però è dalla fascia apposta per il compagno libero che si accentra, poi il tiro respinto, quindi calcio d'angolo in favore della Stoners, il cross sul secondo palo a cercare il tiro al volo di prima intenzione, è un grandissimo gol, uno schema da calcio d'angolo, quello che riporta nuovamente la gara in parità. Ormai allo scadere il risultato è nuovamente in parità, 2-2. Il pallone per Merlonghi, scusate, per Mecozzi, poi il destro alla distanza improvviso in calcio d'angolo, il portiere avversario Vignati. Giovannoni, angolo battuto corto, ancora Alessandrini, il cross teso sul secondo palo dove in agguato c'era Mezzetti che con un preciso colpo di testa da praticamente 0 metri riporta nuovamente la Stoners in vantaggio. 13esimo minuto di gioco di questo secondo tempo, 3-2 il risultato. Nessuno riesce però a impattare il pallone, quindi il disimpegno adesso sbagliato a tu per tu, la giocata di Franz che mette a sedere il portiere. Che errore qua di Coppotelli, il numero 9 non se lo lascia ripetere, mette la palla in rete per il 4-3 quando sono 20 minuti di gioco. Giovannoni per Franz, può puntare ancora l'area avversaria, ancora il numero 9, il sinistro, e serve un miracolo di Coppotelli che si riscatta per mettere la palla in calcio d'angolo. Adesso in mezzo riconquista la Taverna dei 40, dei Rossi, il destro dalla distanza, un tiro fantastico quello del numero 6 che bacia probabilmente il palo prima di insaccarsi alle spalle del portiere avversario, accorcia il passivo, la Taverna dei 40, risultato sul 4-3. Un pallone respinto, l'ultima occasione probabilmente per la Taverna dei 40, dei Rossi, la giocata di prima, il colpo di destra da 0 metri, è una giocata tutta di prima, libera un uomo alla conclusione all'interno dell'area, probabilmente dei Rossi, e in extremis la Taverna dei 40 agguanta il pareggio, 4-4, che partita. E ancora Coppotelli, non c'è più tempo però, dice il direttore di gara, arriva il triplice fischio al termine di una gara pirotecnica, le due squadre si dividono la posta in palio e con un pirotecnico 4-4 battezzano così la prima uscita stagionale